Basinato Antonio, tu vieni dal Canada, esattamente dal Quebec, quindi rappresenti quello che è proprio una delle nazioni più straordinarie per immigrazione, ma anche più straordinarie per avanguardia e tecnologia moderna, ma anche per assistenza sociale e quant'altro. Ecco, raccontaci un po' la realtà della tua famiglia e anche del tuo mondo imprenditoriale, perché tu sei un esempio di nuova imprenditoria veneta in Canada. Allora, mio papà ha emigrato dopo la seconda guerra mondiale perché non c'era lavoro qui, i tempi erano difficili. Il Canada, che è stato un paese che ha accolto tanti migranti, specialmente veneti, dunque abbiamo una bellissima realtà veneta lì, un bel centro veneto, una bella cultura veneta che proviamo al meglio delle nostre capacità di tenere viva. Questo mio papà, tramite queste associazioni, ci ha fatto diventare amanti del Veneto e essere curiosi del Veneto. Dunque io da giovane ho lavorato tantissimo per poter farmi un viaggio in Veneto. La prima volta che sono arrivato qui mi sono innamorato del territorio, della gente, ho capito tante cose che non capivo prima perché sono così, da dove viene la mia passione, insomma. E questo mi ha dato voglia di lasciare la mia attività che avevo a quel momento lì e di iniziare un'attività che mi permettesse da venire in Italia, più specificamente in Veneto, più spesso, no? E allora ho deciso di iniziare un'azienda che fa importazione di vini in Canada. Dunque noi siamo un'azienda, siamo due veneti, infatti, siamo due soci nell'azienda, mio socio che è Renzo Lando, abbiamo iniziato questa azienda qui 6 anni fa e adesso direi che siamo arrivati a 10 dipendenti, abbiamo una bella realtà che ci permette anche di venire in Veneto, vedere anche tutta la nostra famiglia e insomma viaggiare tra i due paesi, avere il migliore dei due mondi, no? Ecco, io volevo chiederti anche, Antonio, un'altra cosa. Tutti sanno che il Canada è una grande nazione, quindi ancora oggi ci si può andare, ci si può emigrare e fare una fortuna, comunque trovare lavoro. Ecco, com'è per i veneti, quali opportunità, i veneti che magari volessero venire in Canada, adesso quali opportunità ci sono in questo momento, in un momento così difficile? È sicuro che il Canada è terra d'accoglienza ancora oggi, specialmente per veneti, perché direi tanti sono istruiti, tanti hanno le capacità di lavorare, anche il flair, il senso di come fare le cose bene, perché i veneti abbiamo la reputazione di fare le cose bene. Ad esempio ho una coppia di Belluno che ho ricevuto a casa mia qualche mese fa, un ingegnere e un giornalista, che adesso abbiamo facilitato un po' la loro entrata in Canada, gli hanno trovato il lavoro, li abbiamo aiutato a trovare casa, eccetera, eccetera. E insomma con l'immigrazione, quando hai le competenze di una persona seria, veneta, è sicuro che il Canada ti accoglie i bracci aperti.